Ci troviamo a leggere la seconda lettera Di fila. dalla raccolta delle lettere di Anna Pettinelli. Io la rileggerei insieme perché comunque ci sono delle cose che è giusto che sottolineiamo. Allora, Anna Pettinelli scrive: una canzone si può scrivere in 1000 modi, la ricerca delle parole è fondamentale. Durante i provini ho incontrato Nicolò. Nicolò è riuscito a impressionarmi con una canzone che dal punto di vista musicale è semplicissima, ma dal punto di vista del testo è molto accattivante. Ha solo 18 anni, esattamente come LDA, che, paragonato a lui, dal punto di vista della scrittura è ancora all'asilo. Per essere più chiara, ricordo alcune frasi che Luca ha scritto. Ti prego amore non devi cambiare, le tue carezze fanno bene al cuore, mi togli il fiato e non mi fai parlare, io ti amo da morire, ma tu non lo sai. Quella che cantavano tutti. Quella che oltretutto ha circa 4 milioni di ascolti sulle piattaforme, ma va bene lo stesso. Amore, cuore, morire, insomma la sagra della banalità. Ci sono rime e rime, cuore fa sempre rima con amore, ma lo fa da 1000 anni, quindi è inutile riproporre sempre la stessa rima. Quindi per Anna Pettinelli da oggi in poi cuore e amore non si devono mai più dire nella stessa canzone. Devi fare una canzone con cuore e una con amore. No, oppure toglierle direttamente. È ora di cambiare. A proposito, anche cambiare fa rima con amare. C'è la battuta. Anche delirare fa rima con amare, ma questo... È per questo che ho deciso di mettere in sfida nuovamente LDA, stavolta con Nicolò. Ok, molto bene. Che dici? No, io non ho più nulla da dire. Ha preso 4 frasi di un testo dove ho detto tante cose, ho fatto tante metafore, ho detto tante cose, ho raccontato una storia che veramente mi ha fatto male. Prende 4 frasi che poi non reputo nemmeno così tanto banali, cioè perché non so se il ti amo è banale, almeno io ho una concezione diversa di banalità. Non so cosa dire, ti giuro, scusami, veramente io sono senza... Figurati. No, perché ci sono delle cose molto pesanti. Sì. Vabbè, lo vogliamo vedere? Vai. Lo sfidante? Certo. Nel tuo letto let me enter, so che non ho concorrenza, per te ho perso la pazienza, a forza di andare di fretta, sono le professoresse, ma le chiamano mignotte, in Italia il capodanno, fare i botti o fare botte. Beh, io direi una cosa a questo punto. Io vorrei, e ho chiesto di parlare con Anna Pettinelli, ma ci parlo io direttamente adesso, per cui io ho chiesto di poterla mettere in collegamento, ma ribadisco ci parlo io. Ok, io sto... Va bene? Anna? Ehi Rudy! Ciao, buonasera Anna. Buonasera a te. Tutto bene? Ho chiesto, sì, insomma, ho letto l'epistolare, ormai ne fai una alla settimana che è scritto LDA. Sì. Insomma, tutto bene fino a un certo punto, perché al di là dei toni e delle parole e della scrittura d'asilo e tutto, mi chiedo, perché nella lettera parli di rime, parli di tante cose, se hai sentito bene Nicolò, lo sfidante che schieri, diciamo, contro LDA a sostegno delle tue tesi, no? Sì. L'hai sentito bene? No, ho sentito bene, l'ho sentito come l'hai sentito tu una volta, esatto. Mi sembrava spiritoso nel suo modo di scrivere, carino, divertente. Bene. Aveva un testo sicuramente fuori dai canoni dell'amore, cuore, dolore. Amore, cuore. No, ma c'è altro. Volevo, perché temo che tu abbia fatto in modo superficiale delle considerazioni. Intanto parliamo della scrittura da asilo di LDA, no? Ti leggo dei versi leopardiani tratti da Canzone da Schiappa di Nicolò. Allora, Ma che cosa c'entra Nicolò adesso? poi parliamo, c'entra perché tu hai schierato lui dicendo che... No, vabbè, ma questo lo deciderà poi il giudice, che c'entri tu adesso? No, c'entra perché io ti voglio, visto che tu nella lettera, io parlo di quello che tu hai scritto LDA. Scusami, Rudy, aspetta, però prima che tu sia qui, ma non devi discuterne con me. No, io le discuto. No, e ti spiego perché, viene chiamato un giudice a parlare No, ma io non dico chi vincerà o chi non vincerà. Tu hai fatto... E allora che cosa stai cercando da me? Dimmi, che cosa stai cercando? Se è possibile parlarti, ti parlo, se no metto giù la telefonata.
telefonata subito. Sentiamo, Ok. no, sentiamo, Allora, sentiamo. scrittura d'asilo. Le ragazze con la frangia non riesco a guardarle in faccia. Nel tuo letto, let me enter, so che non ho concorrenza. Qua c'è proprio, c'è proprio anche il crepuscolare. Per te ho perso la pazienza a forza di andare. Rudy, è una scrittura moderna. Aspetta Allora, che arrivo. Sono professoresse, ma le chiamano te in Italia a Capodanno fare i botti o fare a botte. Ok, andiamo avanti. Rudy, Scusa, io non fammi so finire. che cosa- Fammi finire, perché qui siamo a livelli di mi illumino d'immenso. Chiudo dicendoti, e questa è la scrittura, diciamo, LDA asilo. Nicolò ma no, ma questa è una allora, Rudy, se tu non sei in grado di riconoscere l'amore della mia vita, ti ho chiesto Rudy, di finire, poi parli tu. sì, Fammi finire, ho quasi finisci. finito. Volevo Meno andare male. all'argomento rime, ok? Ok. Rime in canzoni da schiappa di Nicolò, del Vate Nicolò. Allora, fa rima con botte, virgolette fa rima con forchette e crocette, ok? Rudy, E quindi sì, voglio dire, io sono molto più felice che cuore faccia rima con amore piuttosto che faccia rima con botte. Con botte. Allora, quello che ha scritto Nicolò, e il problema è che non lo capisci, che è un divertissement, è un gioco, è un calambur, che non ti devo spiegare io che cos'è. Quello invece di Luca è sempre la solita storia ritrita. Io vedo in un ragazzo che si diverte con le parole, le mette bene insieme e mi diverte, e il messaggio di Luca è: ti penso stanotte col cuore, il dolore morire, cose che abbiamo sentito 1000 volte. Beh, allora 1000 volte. vuol dire che comunque ti diverti solo tu, che virgolette faccia rima con forchette. Benissimo, se mi diverto solo io, ma non si... scusami però Rudy, anche tu, voglio dire, stai perorando la causa di un tuo ragazzo che è stato in tutte e tre le classifiche di Giorgia, di Neck e della Bertè, è stato tutte e tre le volte, tra l'altro, messo tra gli ultimi. Ci sarà un motivo, Sì, Rudy, guarda, ti dico anch'io, è vero che è arrivato negli ultimi posti su 3 artisti che hanno un'opinione importante, però vedo anche le classifiche di ascolti dove LDA è il più ascoltato e quindi più premiato dal pubblico, a 4 milioni di ascolti, e quindi vuol dire che le classifiche le dobbiamo guardare entrambi, Pettinelli. Allora io ti dico una cosa, Rudy, se mi fai una telefonata mettendomi il testo di Nicolò a confronto di quello con LDA, mi metti LDA che è in un programma televisivo di grande successo da 2 mesi e mi citi le visualizzazioni, che paura hai? Vincerà anche questa sfida e allora tutto ancora una volta trionferai sulla tua sedia facendomi le pernacchie. Di che cosa vuoi dalla vita mia? Voglio che tu ti renda conto che stai usando Nicolò come esempio, perché lo dici tu, mentre lui ha una scrittura di un certo tipo, lui invece LDA è all'asilo. Ti dico, visto che tu li metti a paragone, li metto a paragone anche io, come hai fatto tu per prima, e ti dico che sarò felice di riascoltare ancora una volta le virgolette, le forchette, le crocette, le mignette, le botte e le ragazze con la frangia che non riesco a guardare in faccia. Volevo dirti questo e ti ringrazio molto. Questa telefonata è inutile e ti spiego perché. Sai perché è inutile, Pettinelli? Perché hai parlato solo tu come al solito. Io direi che possiamo anche salutarci. Hai letto tutto il coso? Rudy, non hai argomenti, è una telefonata capziosa questa, per dirmi che tu la pensi in maniera diversa. Tanto sapevi che non avrei retrocesso sulla mia idea di mettere LDA in sfida, quindi mi stai chiamando per che cosa? Per farmi perdere tempo. Va bene, allora non ti faccio perdere altro tempo. Ti ringrazio molto, Pettinelli. Scrivici una terza lettera, che quando ci scrivi tu ci fa sempre tanto piacere. Benissimo, proverò a scrivervene una magari più carina la prossima volta. Salutami le forchette e le virgolette. Ciao, grazie. Ciao. E l'importante era chiarire certi punti. Scusami se sei stato in mezzo a questa cosa. Ti ribadisco quello che ti ho detto l'altro giorno. Per me tu vai benissimo così. Sono felice se ti senti di scrivere nella stessa canzone 2 parole che sono cuore e amore. Se tu sei contento e sei orgoglioso, io lo sono di te. No, infatti, mo si prende pure quest'altra sfida, pure la prossima. Senti, le sfide aiutano a crescere, no? Certo. Quello che io trovo sbagliato è scrivere certe cose e non fare le sfide, perché scrittura dell'asilo e le altre cose queste sì che sono forzature e sono cose, come dice la scrittrice ormai Pettinelli, capziose.
In bocca al lupo. Grazie mille, grazie Ciao, mille. ciao. Ciao Rudy. Ciao.